Montagnana accoglie l'iniziativa regionale Dal mare alla piazza, che si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 settembre in piazza Vittorio Emanuele II. L'iniziativa è stata presentata durante la conferenza stampa di venerdì 12 settembre presso il municipio della città murata, alla presenza del sindaco Loredana Borghesan, dell'assessore all'agricoltura Franco Manzato e dei referenti dell'associazione Incontriamoci Oggi. È un evento importante, un evento che ormai stiamo ripetendo in quasi tutto il Veneto. Le maggiori città del Veneto hanno già fatto questa manifestazione. Sostanzialmente il sistema pesca cooperativo dell'Adriatico, del Veneto, vuole portare le specie ittiche cosiddette minori, ma che minori non sono per qualità, per farle conoscere ai cittadini veneti, quindi nell'entroterra. E le portiamo veramente a chilometri zero all'interno della città, delle varie città, oggi a Montagnana, ma nelle città del Veneto che accolgono questa manifestazione. Montagnana in questa occasione, oltre ai vari altri momenti e crocevia di incontro per manifestazioni gastronomiche e culturali che abbiamo ospitato in questo periodo, diventa anche un momento di promozione del prodotto ittico. Assieme a questo vengono promossi i prodotti nostri locali del montagnanese. Parlo del nostro prosciutto DOP, parlo del nostro consorzio DOP del Merlara e altre qualità di prodotti che noi andiamo a promuovere. Il programma prevede la creazione di un villaggio espositivo che rappresenterà un polo d'attrazione, all'interno del quale gli attori della fiera ittica, i consumatori, gli operatori del settore e le istituzioni si confronteranno attraverso eventi informativi, lezioni di cucina e degustazioni per far conoscere ed apprezzare le specie ittiche locali. Montagnana è la nostra nuova tappa del Veneto, dove noi ci teniamo molto a evidenziare che verranno valorizzati i prodotti ittici chiamati il pesce povero, che invece è il pesce che ha veramente delle alte qualità di nutrimento, delle caratteristiche importantissime, è quello che costa meno. Ci sono tutte le cooperative di pesca che per questi 3 giorni diventano chef, diventano dei cuochi d'eccellenza e nello stesso tempo, affiancati dalla scuola alberghiera del territorio, insegneranno anche agli acquirenti, anche al pubblico, come si pulisce il pesce, come si conserva, la tracciabilità e una cosa importante, la provenienza. Nella cornice di un mercato rionale, accanto al banco del pesce, i visitatori troveranno anche le eccellenze dell'agricoltura veneta. L'ospite assaporerà così profumi, caratteristiche, gusti e specialità del mare e della terra veneti e comprenderà come è vantaggioso consumare prodotti locali per la sostenibilità ambientale, per abbattere i prezzi e per mangiare cibi freschi, sani e di stagione.